Fa ancora molto scalpore la notizia del brutale omicidio della 35enne colpevole soltanto di essersi messa a prendere il sole accanto al Piave. L'omicida, che a suo dire ha agito spinto dalla voglia di ammazzare a caso, era già seguito per disturbi mentali ed era stato anche ricoverato. Il dibattito rimane più che mai aperto: da un lato il bisogno di maggiori tutele personali e dall'altro la consapevolezza che forse qualcosa si poteva fare per evitare un tale e inutile martirio. Assessore al sociale del Comune di Vicenza, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, qual è l'ingranaggio che non funziona come dovrebbe? Quello che è capitato è una cosa assolutamente molto grave, però oggettivamente non può capitare soprattutto nei confronti di persone che non c'entrano assolutamente nulla a causa di persone che hanno delle problematiche importanti e serie. Quello che io vedo è che soprattutto in questi ultimi anni vi è un aumento importante di quella che è la spesa sociale e c'è bisogno di un investimento maggiore rispetto proprio alle esigenze che stanno emergendo del territorio. E un aumento di quelli che sono sicuramente purtroppo i costi e quindi considerazione del fatto che il pubblico forse non riesce più a intervenire come una volta, anche perché la crisi economica sta anche ripercuotendo su quelli che sono le casse pubbliche. È indispensabile sempre di più lavorare in rete, lavorare anche su tutte quelle realtà del territorio che ci consentono di dare una risposta maggiore. Ma il problema principale qual è? Il problema principale intanto è che credo che tutti quanti noi dovremmo avere una consapevolezza in più, maggiore rispetto al bisogno, e quindi aumentare quello che è l'investimento rispetto alla spesa sociale, alle strutture, alle comunità di accoglienza, sia diurne che residenziali, per quanto riguarda non solo gli adulti che presentano delle problematiche psichiatriche, ma anche i ragazzini, i minori, che purtroppo anche quelli sono in aumento.